combustione in alto mare. Questa è la particolare e insolita procedura al vaglio grazie alla quale l'ordigno al fosforo rinvenuto nel cantiere della Tava ad Altavilla Vicentina pare verrà disinnescato. A spiegarlo è il sindaco di Altavilla dopo il vertice in prefettura convocato per definire le modalità operative del disinnesco, rese complesse dalla tipologia della bomba americana della Seconda Guerra Mondiale, che qualche mese fa ha tenuto con il fiato sospeso i residenti, incendiandosi in piena notte e creando una colonna di fumo che ha richiesto l'intervento degli artificieri per renderla inerte. Tutto si rimanda a nuovi tavoli tecnici e la data ipotizzata per il Bomba Day potrebbe essere una domenica di ottobre. Anche perché l'operazione sta procedendo per la dissoluzione in mare, quindi cioè con questa operazione con la Marina, e quindi si penserà di avere il mare più sgombro possibile. Ecco, e come funzionerà? Qual è proprio la procedura al vaglio? Allora, la Marina, che ha già trattato un argomento simile, ha predisposto un attrezzo che si chiama Camino, dove la bomba praticamente viene annegata nell'acqua e poi sarà caricata in un pontone a Venezia, delle parti di Venezia, e trasferita in alto mare, dove avrà luogo la combustione e quindi la propagazione dell'acido che viene prodotto dal fosforo che va in combustione. Il raggio di sicurezza fissato è di 444 metri, comporterà l'evacuazione di circa 1.000.000 di persone tra Altavilla e il comune confinante, Sovizzo, nel momento in cui la bomba verrà prelevata prima di essere traghettata in mare. Anche strada Cordellina e strada del Melaro saranno chiuse per le operazioni, così come il tratto ferroviario. Noi abbiamo parecchie interferenze, abbiamo intanto 840 persone da evacuare, Altavilla, Sovizzo poche, e abbiamo delle strade da chiudere perché la strada regionale 11, la Cordellina e anche la strada del Melaro, quindi abbiamo già predisposto percorsi alternativi, e poi ci sarà la ferrovia, per la quale appunto l'orario di minor traffico sarebbe di domenica, in mattinata di domenica, e quindi c'è un bel problema. Fortunatamente la linea autobus non viene toccata e quindi qualche servizio rimane.